La CGIL di Agrigento, per mezzo del suo segretario provinciale Alfonso Buscemi, esprime forte indignazione per quanto sta accadendo in queste ore sul fronte della sanità pubblica. Apprendiamo, afferma Buscemi, ancora una volta che a mezzo stampa, nel corso di dichiarazioni rilasciate in conferenza dai vari dirigenti regionali, dell'esistenza di una nuova proposta di rete ospedaliera per la provincia di Agrigento. Una proposta che non è stata mai oggetto di confronto nei vari tavoli istituzionali preposti né condivisa con i rappresentanti dei lavoratori e delle comunità. Siamo dispiaciuti, continua Buscemi, ma anche profondamente preoccupati che la politica e la dirigenza sanitaria continuino a ignorare la drammaticità della situazione. La sanità pubblica, così come abbiamo conosciuta sin dal 1978 in avanti, grazie alla legge 833 voluta da Tina Anselmi, non esiste più. È ormai evidente che si stia smantellando un modello universalistico di cura per lasciare spazio a una sanità sempre più privata e diseguale. Assistiamo in modo ormai grottesco al balletto sterile dei numeri, 2 posti letto in più, qui 2 in meno là, come se si stesse giocando con caselle su una mappa e non con bisogni reali delle persone, ma nessuno spiega come queste modifiche si integrano concretamente con i progetti finanziati dal PNRR. Dove sono le connessioni tra la rete ospedaliera e le case di comunità, gli ospedali di comunità, le centrali operative territoriali previste dal PNRR? Che senso ha ridefinire la geografia sanitaria senza chiarire come si intendono utilizzare le risorse straordinarie già previste? Chiediamo con forza come si intende potenziare la medicina territoriale, il ruolo dei medici di famiglia, ormai ridotti all'osso, tanto da non riuscire più a garantire visite e assistenza ai cittadini. La mancanza di presidi territoriali ambulatoriali, continua il segretario provinciale della CGIL, sta congestionando i pronti soccorso, divenuti ormai l'unico baluardo per migliaia di persone che non trovano risposte altrove. È qui che si consuma il paradosso: operatori sanitari allo stremo, mal pagati rispetto al privato, che offre il doppio degli stipendi, vengono aggrediti da cittadini disperati. Chi protegge chi ogni giorno tiene in piedi con spirito di sacrificio e dedizione una struttura ormai al collasso. I pronti soccorso si stanno svuotando, medici e infermieri fuggono, lasciati soli, senza tutele, in balia di turni massacranti e della rabbia comprensibile indirizzata dall'utenza. È ora che la politica a ogni livello si assuma la responsabilità di questo disastro e venga a confrontarsi seriamente ogni giorno con chi vive nei presidi ospedalieri di questa provincia. La CGIL, conclude il segretario generale Buscemi, non resterà a guardare e mette in campo ogni strumento utile per difendere il diritto alla salute dei cittadini e la dignità di chi lavora nel servizio sanitario pubblico.